Ciao a tutti, sono Sabrina Napolitano. In questi giorni ho riletto piacevolmente delle poesie di Cesare Pavese e ne voglio fare una lettura insieme da questo libro Einaudi, le poesie Cesare Pavese a cura di Maria Rosa Masoero con introduzione di Marziano Guglielminetti. La poesia la potete trovare a pagina 78 e si intitola L'incontro. È una poesia datata 8-15 agosto del 1932, nonostante sia una poesia quindi dei primi anni del Novecento, mi piaceva immaginare che il poeta si riferisse a un tu che potrei essere io, addirittura io. Per questo non ne faccio una critica per non svilire la parola del poeta. Queste dure colline che ha fatto il mio corpo e lo scuotono a tanti ricordi, mi ha schiuso il prodigio di costei, che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla. L'ho incontrata una sera, una macchia più chiara sotto le stelle ambigue nella foschia d'estate. Era intorno il sentore di queste colline, più profondo dell'ombra, ed un tratto suonò, come uscisse da queste colline una voce più netta e aspra insieme, una voce di tempi perduti. Qualche volta la vedo e mi vive dinanzi, definita, immutabile, come un ricordo. Io non ho mai potuto afferrarla. La sua realtà ogni volta mi sfugge e mi porta lontano. Se sia bella non so, tra le donne è ben giovane. Mi sorprende a pensarla un ricordo remoto dell'infanzia vissuta tra queste colline. Tanto è giovane, e come il mattino. Mi accenna negli occhi tutti i cieli lontani di quei mattini remoti e ha negli occhi un proposito fermo, la luce più netta che abbia avuto l'alba mai su queste colline. L'ho creata dal fondo di tutte le cose che mi sono più care e non riesco a comprenderla. Grazie.